chiama Giuseppe, ha 27 anni, anche lui è in cerca dell'anima gemella. Ciao Giuseppe. Ciao Alberto. Allora Giuseppe, tu vieni da Messina. Sì, E esatto. sei costantemente in cerca dell'anima gemella. Non proprio costantemente, perché non è proprio quello il mio obiettivo. Diciamo, in seguito lo sarà, però per il momento Vuoi solo provare? giro E provare a Per il vedere. momento giro, Esatto. poi se capita, perché una cosa si trova inaspettatamente, diciamo, quindi già il verbo non va a trovare, Esatto. arriva, e quindi sì, è una cosa che arriva. Già sai che naturalmente venendo nella nostra trasmissione avrai abbastanza contatti e quindi la possibilità di scegliere la tua anima gemella. Di poter ovviamente Questo è tagliare. Sì. Esatto. Vabbè Giuseppe, parlaci un po' di te. Che tipo sei? Bene, abbastanza introverso, nonostante possa dare l'impressione di un tipo abbastanza forte, oppure che ne so, cioè abbastanza schivo, molto schivo. Cioè tu praticamente sei tutto tu. Non sono io, sì, sono io. È una spiegazione abbastanza. Sì, sono io, però ovviamente evito. Se tu dovessi dare un giudizio sulla tua persona, come ti giudicheresti? Non mi piace dare giudizi, anche perché il giudizio è mutevole, l'essere umano è mutevole, quindi in questo momento mi trovi così. Possibilmente fra 10 minuti sarò diverso da Quindi così. sei lunatico praticamente. Lunatico sì, è un bel aggettivo, sì, una bella definizione. Oggi magari sei di un parere, domani sei di un altro parere. Non proprio così, cambio facilmente parere se ritengo che sia opportuno farlo, questo sì, pronto al cambiamento, però ovviamente sì, ho i miei punti saldi nella mia vita, sì. Cosa ne pensi dell'amore? L'amore, un bel fattore interessantissimo, è un motore che, diciamo, un catalizzatore dell'essere umano. Cioè? Credo. Sì, più chiaro. Più chiaro, cioè ci vuole, bisogna credere in qualcosa, se non credi nell'amore, cioè l'eros. Esatto. L'eros è è una componente fondamentale, precipua. Esatto. Ma tu ci credi, sì. Ci credo, sì. Cioè, l'importante è certo, questo. l'importante è appunto incontrarsi. È nello sguardo che lo trovi l'amore. Poi il sesso, se parliamo anche dell'altro aspetto dell'amore, perché anche quello è molto importante. È fondamentale. Fondamentale, direi. Il sesso è più allettante nel momento in cui è una cosa più veloce, Certo. diciamo. Vabbè, in un rapporto di coppia, secondo te la cosa importante per andare d'accordo qual è? La cosa più importante è la libertà, non sentirsi oppresso, sentirsi libero di scegliere, anche quando poi alla fin fine le scelte vengono limitate, ti autolimiti tu. Se vengono imposte già magari forse è qualcosa che non va, c'è puzza. Un'altra opinione vorrei da te. Sì, dimmi. Su un rapporto di coppia, esatto? Cioè per te l'amore va bene anche indistintamente dal sesso? Ovvio, non ci sono discriminazione alcuna. Ovvio, soprattutto si basa. L'amore è quello. L'amore ovviamente non ha. Quindi per te l'amore è unico sia per gli eterosessuali, insomma, che Cambia le forme, qualsiasi tipo di relazione alla base è un amore. Certo. Più o meno forte. L'amicizia è un amore. Certo. La relazione di coppia è un amore. Omosessuale, se parliamo dell'omosessualità, è un'altra forma dell'amore, un altro aspetto. La forma eterosessuale è un altro aspetto. Che giudizio? Quello familiare è un altro aspetto. Ogni cosa è amore, però bisogna vedere che tipo di amore. Cioè va analizzato questo punto. Certo. Allora, parlaci della tua opinione sugli omosessuali. Sugli omosessuali, che cosa dire? Sono tranquillamente delle persone Normali, tranquille, normali, come gli eterosessuali. senza dover dare delle definizioni, perché non dovrebbe manco porsi la domanda. Esatto. Tanz, mein Engel, tanz. Zeig mir, was du alles kannst.
Allora, parliamo di questa tua anima gemella, insomma, che andiamo cercando. Parliamo dell'età. Tu hai 27 anni, quindi da che età dobbiamo partire? Partiamo da una base per andare a finire a un massimo. Sì, un'età diciamo 20 Dai 20? minimo. Per andare a finire a? Per andare a finire, dai, trasgrediamo fino ai 38, una bella signora. Agli 40. 38-40. 38-40. Quindi dai 20 ai 40. Sì. Hai preferenza per quanto riguarda aspetto fisico? Non so, biondo, bruna? No, deve colpirmi, punto. C'è qualcosa che mi colpisce, eccolo. Indipendentemente dalla città di origine, giusto? No, diciamo che ho delle preferenze, fenotipicamente parlando, sono attratto, diciamo, dal biondo, ecco, biondo, stile nordico, ecco, Ti piace il soggetto magari più... ecco, il mediterraneo, cioè voglio dire, lo stile mediterraneo non è che lo disdegna, anzi, però diciamo quello che esce fuori dal comune, il biondo che esce fuori dal comune, il mediterraneo che esce fuori dal comune, ecco. Ora parliamo invece del carattere, come dovrebbe essere come carattere? Molto tranquillo. Sì. Ti piace la tranquillità? Sì, mi devo sentire tranquillo. Soggetto nervoso non ti piace? No, assolutamente, categoricamente. Come mai? Non prendiamo non fuoco. Ti fa sentire prendiamo fuoco. Cioè non ti fa sentire sicuro. A livello sessuale bisogna essere atomici. Certo. Atomici. Lì bisogna scoppiare. Là bisogna scoppiare in modo singolare. Però fuori da. Però a livello della relazione, cioè se prendiamo un punto di vista della relazione, devo sentirmi liberissimo. Se mi sento oppresso, quindi non vuoi essere faccio proprio bravo. Se tu mi dici non fare questo, in virtù del fatto che tu me l'hai detto, io vado a farlo, perché mi devo sentire libero di farlo. Poi se non lo devo fare mi autolimito. Ecco, magari dici, ma non può dargli fastidio questa cosa, questa situazione. Che faccio, la faccio, non la faccio? È una mia libera scelta. Dal momento in cui sono libero, forse, possibilmente mi autolimito. Ma non voglio sentirmi, ecco, troppo pressato. Ecco, perché sennò questo ti comporta a sentirti male. Questo mi comporta bravissimo e poi comporta anche una rottura, perché ovviamente se ci sto male poi in una situazione non è che ci stia più di tanto. Arrivederci. Subito. Ovvio, no? Raga, così funziona. Dobbiamo vivere quei pochi giorni che ci rimangono molto col sorriso stampato. Parlaci un po' di te, che tipo di persona sei, come passi il tempo, quali sono i tuoi hobby? Quello per eccellenza è la musica, il ballo, appunto è una cosa che... Mi piace molto ballare, l'abbiamo visto. È una mia passione, parlo per la città ovunque, chiunque mi veda, tu sei quello che sempre balli, io non ti conosco sempre, come fai a dirmi sempre? No, ti vedo sempre in queste zone. Ah ok, quindi lui magari, o lui o lei mi avrà notato, mi vengono a dire le cose, ok. Però ovviamente questo è il mio primo, cioè è chiaro, lampante come la luce del sole, questa è quella che mi piace, la cosa che mi piace di più. Poi ovviamente studio, perché sono qua a Palermo per motivi di studio. Faccio la facoltà di lingue moderne per il web. Sono atterrato qua nuovamente due mesi fa dopo un'esperienza annuale di Erasmus, positivissima, a Dublino. Quindi devo un attimino riadattarmi a quelli che sono i ritmi palermitani. Sto vedendo la città di Palermo bellissima come non mai, adesso lo sto vedendo con un altro occhio. Molto molto bella. Prima magari tante cose non le notavo, ma stando dall'estero, rientrando, vedi e noti cose che magari prima ti sfuggivano. Anche camminando, sono ramingo, molto ramingo, ecco, diamoci un tono. Vado per le strade da solo, cammino da solo, mi voglio sentire la libertà. Sono un acquario, parlando in termini e quindi già questa caratteristica peculiare la sento mia. Poi il resto sono cavolate secondo me. La libertà comunque è mia, me la mantengo. Quanto tempo è che sei single? Parlavamo di amore e
di sesso. Sesso, fino a ieri ho avuto la mia esperienza. Oggi ancora mi chiamano in serata, arriva il dolcino. L'anima gemella L'anima gemella deve ancora arrivare. Non la cerco, come dicevo poco fa, perché alla fine quando arriva, se viene. io sono qua. Io sono qua. Ecco. Nella tua vita è fondamentale l'opinione della gente o non te ne frega nulla? Relativamente dipende dalle persone. Se la critica è edificante, ne prendo atto. Ci pensi? Sì, ovviamente se può costituire un punto per migliorarti, sì, ben venga la critica. Se è una critica sciocca, stupida, mirante a fare un push up psicologico, un push down psicologico, no. Non la prendo in considerazione, esatto, ovviamente. Quindi voglio arrivare al punto, ma non è che ti interessa tanto l'opinione di chi ti sta intorno. Cioè l'importante è che ti senti non fare quello che fa. Per esempio, a livello della mia passione ballo come un pazzo, un forsennato, in giro per la città. L'importante è che ti senti bene. Voglia vedere, mi vede, non mi vede solo chi non mi vuole vedere. Quindi se mi fosse interessato un attimino, diciamo, la cosa, sarei stato un attimino più chiuso. Non mi sarei liberato, vabbè, sono schifo come hai detto, però ho il mio caratterino. Non venire. Infatti c'è gente magari, che ne so, magari ti guarda, ti fissa con un atteggiamento un attimino pure, appunto, con un tentativo di push down, come dicevo poco fa. Beh, non fa altro che darmi coraggio to break down another records, proprio per rompere altre soglie, per andare avanti, diciamo, ecco, salire altri gradini, ecco. Telespettatori, amiche telespettatrici, avete conosciuto Giuseppe, 27 anni di Messina, che si è presentato qui a Stranuamuri Siciliano per trovare la sua anima gemella. Io sto parlando con tutte le persone interessate dai 20 ai 40 anni che volessero contattare naturalmente Giuseppe. Non possono fare altro che o chiamare la nostra redazione col numero che state vedendo in sovraimpressione, oppure collegandovi al nostro sito www.stranuamurisiciliano.it, e il mistero continua. Allora Giuseppe, in questo momento ci sono quei telespettatori e quelle telespettatrici dai 20 ai 40 anni che stanno decidendo se presentarsi come corteggiatori o corteggiatrici oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai. Bene, io sono qua, se vi ho colpito in qualche cosa sono sempre qua. Venite, vi aspetto. Votatemi, interessatevi di più, sono interessante, raga. Ciao. Perfetto, e come ho ripetuto poc'anzi, il mistero continua. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Giuseppe. Ciao ciao. Ciao. Oh yeah.